Bentrovati amici della Wii Sport con la 19ª giornata del campionato allievi regionali. Siamo al comunale Lavinaio in Catania per assistere alla sfida tra Stella Nascente e Città di Messina. Da una parte i giallo-azzurri che sono a quota 17 punti in classifica al quartultimo posto e vengono dalla sconfitta per 4-0 rimediata nell'ultimo turno contro i Giovani Leoni. Affrontano la Città di Messina, capolista del girone, a quota 45 punti dopo il 3-2 al Cardiopalmo contro il Giardini. Andiamo a vedere i 22 che scenderanno in campo partendo dai padroni di casa, che schierano Spoto, Caniglia, Puglisi, Foti, Ignoto, Torrisi, Pennisi, Di Mauro, Barbagallo, Caserta, Finocchiaro. Dall'altra parte risponde il Città di Messina con Merlino, De Marco, Puleio, La Fauci, Gulletta, Dama, Majorana, Andò, Spuria, Cafarella e Motta. Maglia bianca, pantaloncini rossi, calzettoni bianchi per il Città di Messina. Dall'altra parte invece completo giallo-azzurro per la Stella Nascente, che attaccherà da sinistra verso destra e batterà il primo pallone di questa prima frazione nel corso del primo tempo. Dall'altra parte Città di Messina da destra verso sinistra. Alla prima occasione la capolista è spiedata, pasticcia la difesa della Stella Nascente, recupera il pallone Andò, che riesce a saltare un avversario, provare il destro e scagliarlo all'incrocio dei pali. Chicco Andò, dopo appena 2 minuti, porta avanti il Città di Messina. Abbiamo rivisto grazie al nostro rallenti il pallone depositarsi in rete. Spoto non poteva nulla e dopo 180 secondi la capolista si porta in vantaggio sul campo della Stella Nascente. C'è poi una rimessa laterale, il pallone viene messo dentro. Cafarella, l'occasione è buona per trovare il gol del 2-0, ma da 0 metri non riesce a indovinare la deviazione giusta per trovare il gol del possibile raddoppio. C'è forse anche una deviazione della difesa della Stella Nascente in questo caso. Ancora le rimesse laterali per rendersi pericoloso. Il Città di Messina qui chiede un calcio di rigore per atterramento di un giocatore, non c'è nulla però per il direttore di gara. Poi Cafarella stoppa il pallone, cerca un compagno, lo trova in La Fauci, testa alta per La Fauci che trova dentro Andò. La penetrazione è perfetta ed è il gol che vale il 2-0. Ancora Chicco Andò a battere Spoto per il gol del raddoppio delle Città di Messina. Ha scavalcato la difesa e con l'esterno destro l'ha messa all'angolino. Al minuto 23 il Città di Messina raddoppia. Dall'altra parte però non si arrende la Stella Nascente, che trova il gol che la rimette in partita su calcio di punizione. Puglisi beffa Merlino con il mancino e porta sull'1-2 i suoi. Rivediamo la conclusione, forse deviata. Comunque non aveva visto partire il pallone l'estremo difensore della Città, tanti uomini davanti a lui. Al minuto 27 l'accorcia la Stella Nascente, ancora le rimesse laterali, sembra un monologo quello di Città di Messina. Il pallone dentro, Majorana con il destro, bravo stavolta Spoto a fare buona guardia, ottimo il tentativo in girata del numero 7 di mister Cosimini. Finisce 2-1 il primo tempo per il Città di Messina, protagonista assoluto Chicco Andò. Nella seconda parte di gara ci sono subito 2 cambi per il mister Cosimini, infatti entrano Cordaro e Lopresti. Il Città di Messina continua ad attaccare nella seconda frazione per chiudere definitivamente il match. Ancora La Fauci protagonista, bravissimo a trovare dentro Cafarella, che viene steso così, non c'è dubbio per il direttore di gara. Stavolta è calcio di rigore all'occasione per chiuderla il Città di Messina. Grazie al penalty sul punto di battuta si presenta Davide Dama. Parte la rincorsa del numero 6 che riesce a trovare l'angolino giusto per battere Spoto, che in questo caso aveva indovinato al 52esimo. Davide Dama, cuore verso le nostre telecamere, dedica verso la fidanzata Jessica ed il gol del +2. Entra Gualberti nelle fila della Città di Messina ed esce De Marco, esce anche Spuria, cerca di cambiare qualcosa mister Cosimini facendo entrare Gennaro ed è subito protagonista il numero 18 che salta un avversario, prova il destro da fuori. Spoto in 2 tempi fa sua la sfera, Città di Messina cerca il colpo del KO. Dall'altra parte però la Stella Nascente sfrutta al meglio un'azione di calcio d'angolo, è un ottimo schema, è un 3 contro 1 per il Città di Messina. Puglisi deve schiacciare e trovare il gol del 2-3 e doppietta per il difensore della Stella Nascente, che al minuto 77 tenta di riaprirla in maniera anche abbastanza clamorosa. Tantissime le occasioni per il Città di Messina, che continua a riprovarci in avanti. Qui con Gennaro il pallone finisce fuori per il tentativo da fuori da parte di Cafarella, prova ad avventarsi nuovamente Gennaro. Il pallone però è preda di Spoto. Città di Messina che continua ad attaccare, la sfera arriva sul destro di Cordaro, papera da parte di Spoto ed è il gol del 4-2 al minuto 82. Al secondo di recupero il Città di Messina trova ancora un gol, esce Dama ed entra Battiato nelle file della Città. Finisce di lì a poco la partita 4-2 per il Città di Messina, che mantiene il primo posto in classifica. Rinviata l'attesa sfida tra Messana e Junior Calcio Acireale. Amici della Wii Sport, il più cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.